ospite della mia rubrica che mi invita a pranzo. E ben volentieri, caro Giorgio. Sono Oggi... molto felice di ospitarti qua in uno dei ristoranti che è un artefice dei nostri piatti. Oggi siamo con Andrea Finco, un amico di vecchia data e soprattutto un giovane imprenditore pordenonese, molto eclettico, potremmo definirti manager, agricoltore, uomo marketing anche, e chef de roi a questo punto, perché tutto ruota attorno alla tavola e ad un prodotto in particolare, che è lo zafferano. Il tema di oggi sarà lo zafferano. Ebbene sì. In realtà lo Stato italiano mi definisce come IAP, imprenditore agricolo professionale, e io trovo che questa sia la definizione più adatta per me, perché sì, sono un giovane imprenditore che ha unito, diciamo, una passione che poteva essere per l'agricoltura nel campo dello zafferano e l'ha fatta diventare professione, tanto più che è una professione che oggi sto esportando nel mondo, e insieme ai miei soci, insieme alla società che onoro di rappresentare, Auromiuli, oggi andiamo a portare zafferano made in Italia, made in Friuli Venezia Giulia, made in Polcenigo. Un po'. Ah sì, perché non abbiamo ancora detto che siamo a Polcenigo. Siamo a Polcenigo, in prossimità del Gorgazzo e di altre bellezze naturali, e dove ovviamente c'è il quartier generale dell'azienda, almeno la parte per la prima parte produttiva, i campi più importanti. I primi campi sono stati creati qua a Polcenigo, in linea d'aria siamo a 150 metri dal nostro tavolo. Ci onoriamo di far parte di Polcenigo, che è uno dei borghi più belli d'Italia, che ci ha preso tra le sue braccia e che fa sì che in questa spiacevole zona pedemontana particolare, che è ricca di storia, con culture, caratteristiche pedoclimatiche uniche, viene uno straordinario zafferano. Ma c'è di più, proprio qua a Polcenigo è nato lo zafferano friulano. Io in particolar modo devo la mia avventura alla famiglia Zanolin, che ben 40 anni fa ha iniziato questa coltivazione e che ancora oggi la porta avanti. Noi abbiamo solo, diciamo, fatto lo sforzo in più, abbiamo unito la parte industriale con la parte agricola. Gli abbiamo dato un vestito un po' diverso e lo abbiamo impreziosito ancora di più, questo prodotto, con packaging estremamente accattivante e con la nostra voglia di segnare un punto importante nel campo sia del business industriale che del business agricolo in giro per il mondo. E da qui è nata Auromiuli 3 anni fa. E una storia che mi ha affascinato e con me ha affascinato il mio socio Luigi Campello, che è anche il mio mentore, se vogliamo, in tutta questa esperienza di businessman. E abbiamo iniziato con un piccolo campo proprio sopra il Gorgazzo, così un po' alla cieca, se vogliamo. E poi piano piano, prendendo esperienza, accorgendoci delle difficoltà, siamo cresciuti e oggi abbiamo più di 1 ettaro di terra che coltiviamo, ma abbiamo anche altri campi, perché il Friuli non è solo Polcenigo, ma è anche tutta una serie di campi che vanno da Sauris fino a Grado e che da quest'anno si implementano, perché oltre al Friuli abbiamo preso anche il Veneto e l'Irpinia. Io ho già finito il mio prosciutto di San Daniele e adesso assaggerò questo formaggio Montasio, sul quale abbiamo fatto cadere qualche goccia di miele allo zafferano, perché noi in automatico associamo immediatamente lo zafferano al risotto. È l'associazione più facile che si fa. Proprio nell'immaginario collettivo di tutta Italia. No. È così, zafferano uguale risotto. In realtà
è una pianta che ha centinaia di altri utilizzi in cucina, ma soprattutto è una pianta con caratteristiche officinali molto importanti. È la spezia con le più alte caratteristiche salutistiche presente in natura. È l'antidepressivo per eccellenza. Ha proprietà antiossidanti benefiche per la pelle, è ricco di vitamine, è la spezia del buon umore, ha proprietà afrodisiache, è una miniera di cose salutistiche enormi, e tanto più che nel passato era usato specialmente per le sue proprietà salutistiche. Piccola digressione, il prodotto si chiama Aurum Iuli, cioè l'oro di Giulio, no? Come la società. Ecco, perché effettivamente c'è un fondamento storico, nel senso che lo zafferano, a parte che anche oggi vale quasi quanto l'oro, ma in passato era una merce di scambio, sì, quasi una moneta. Ti dico anche qualcosa di più. Aurum Iuli è anche in onore del fatto che ci troviamo in Friuli Venezia Giulia, l'antica certo. Forum Iuli, e nell'impero romano lo zafferano era largamente utilizzato, veniva utilizzato durante le feste, a Venezia veniva utilizzato molto spesso anche come moneta per pagare, tanto più che al mercato di Rialto ci sono ancora le calli con il nome delle spezie, e in una c'è proprio il nome della spezia dello zafferano. Eccoci qua, infatti parlavamo zafferano, non solo risotto. Una pappardella, zafferano e pitina, due eccellenze di un territorio friulano non da poco, che mi piace moltissimo nell'accostamento, nei gusti, nei sapori, e perché poi sono due prodotti che veramente sono stati fatti col cuore. Diciamo che da queste parti, dove si respira anche un'aria un po' veneta e veneziana per tante vicende storiche, in questi casi si dice bagnar e morire. E buon appetito. Ed eccoci al Gorgazzo. Esatto, dove tutto nasce. Dove tutto nasce. Dicevamo prima che il successo di questo zafferano coltivato qui a Polcinigo è dovuto probabilmente in buona parte anche alle condizioni ambientali, microclimatiche e fisiche di questa terra, perché che oltretutto ospita altre eccellenze agroalimentari. Ricordiamo che qua nella fascia della pedemontana pordenonese si coltivano anche gli olivi di Caneva, il fico moro di Caneva, il tuo zafferano, la cipolla di Cavassoro, quindi e forse viti ci sono, vini pregiatissimi, e forse la fortuna di tutte queste colture è proprio il fatto che queste montagne che si alzano all'improvviso come un muro di cinta e costituiscono uno sbarramento per i vapori caldi che arrivano dal mare, diciamo, creando queste condizioni. Tutta la fascia della pedemontana è particolare, se si pensa che appunto, come dicevi tu, ci sono uliveti, ci sono viti, proprio a ridosso delle montagne. Questo permette al sottosuolo, che ha una caratteristica unica, cioè che è quella della drenabilità elevata, di poter sviluppare eccellenze che sono un po' la caratteristica di questa fascia, che va praticamente da Sacile fino a Piazzano e anche oltre. E questo un po' è la caratteristica della zona, però ti posso anche dire che anche negli altri campi come a Grado o ad Artegna, che sono caratteristici, Artegna è una zona morenica, quindi con un microclima particolare, si chiama appunto morenico, ma nello stesso tempo è una zona dove c'è un clima mite. A Grado siamo a 10 metri dal mare, viene uno zafferano straordinario, ma il tutto è dovuto secondo me alla regione in cui siamo in Friuli Venezia Giulia, condizioni pedoclimatiche, ambientali uniche, in qualche maniera ripetibili di altre condizioni nel mondo, e ci permettono di poter
esprimere al meglio qualcosa di cui andare fieri del nostro Made in Italy gastronomico che tanti ci invidiano. Ed eccoci finalmente qua Dove tutto è iniziato. Nella piantagione di Andrea. Sì, qua siamo... Piovigina un po', ma d'altronde questo è il Friuli, bellezza. E No? questo è anche il bello di essere in questo posto dove è altamente drenante e come vedi stai camminando senza impantanarti le cose. Qua Sì. è iniziato tutto 3 anni fa, il nostro primo campo. Ecco, facciamo una panoramica a 360 Sì. gradi come fanno i teenagers. Questo è il nostro primo campo, poi l'anno successivo abbiamo pulito tutta la zona sovrastante e abbiamo aperto, torniamo di qua, il campo più grande qua sotto. E Bene, quindi diciamo la stagionalità dello zafferano qual è? si pianta ad agosto, fine agosto, settembre riposa e ottobre-novembre fiorisce. Indicativamente 45 giorni, poi dipende dalla stagione, dalle piogge, da quanto è stato caldo, quanto è stato freddo. Diciamo che il tutto nasce da una escursione termica che avviene ad ottobre. Ecco, mi raccontavi, tu sei partito da qui, il tuo progetto imprenditoriale è partito da qui, però stai già guardando di espanderti noi l'anno scorso in Medio Oriente e in altri posti interessanti climaticamente per questa coltivazione. Tenuto conto che non abbandoneremo mai il Friuli Venezia Giulia e che comunque abbiamo aperto con l'Università di Udine un progetto che ormai con quest'anno sono 3 anni, che si chiama Progetto Habitat, di studio con gli altri nostri campi che sono a Sauri, Sardegna, Grado, Basigliano, Tramonti e sul Carso. Abbiamo aperto quest'anno, apriremo appunto fra un po' i campi in Veneto e in Irpinia. Bene, sotto la pioggia del nostro meraviglioso Friuli, qui nell'Eden dello zafferano friulano, vi salutiamo. Ciao! Ciao!